Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere al povero, questa è una citazione. Sammy Varin che è ancora qui con voi, certamente per la seconda parte della nostra e vostra controinformazione. 3 minuti dopo le 11 del mattino, certo, ancora il buongiorno da Sammy Varin. Alla Camera è in corso il dibattito sul Consiglio UE, Meloni in aula. Non ci sono i ministri leghisti, lo fanno sapere tutti i siti internet. Meloni alla Camera oggi per il dibattito sul Consiglio UE, assenti i ministri leghisti. In questo momento alla Camera la discussione generale sulle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 20 marzo, l'indomani, così apre il Corriere. Vediamo Repubblica, riarmo Meloni alla Camera per il dibattito, assenti i ministri leghisti. Subito sotto la diretta dall'Unione Europea, perché arriva subito una prima risposta alla chiacchierata di ieri dei due grandi. Inaccettabile la richiesta di stop aiuti a Kiev, il cessate il fuoco che non c'è, scrive in questo momento Repubblica, mentre l'ANSA, Callas, l'Europa non può accettare lo stop alle armi a Kiev. L'Ucraina deve difendersi se i russi non mantengono la tregua. Gli USA, i colloqui riprendono domenica a Jeddah. Qui Parlamento. Ci colleghiamo con il Senato ed è un piacere ritrovare il vicepresidente del Senato, il senatore Gianmarco Centinaio. Ciao! Ciao e buongiorno a tutti. Come stai? Come stai? Che un po' che non ci becchiamo anche qui in Bellerio, abbiamo orari strampalati diversi, voi siete a Roma, poi quando venite su non ci siamo noi in radio, com'è? Bene, dai, va bene, è un periodo positivo, mettiamola così, e di conseguenza va bene. Sono stiamo contento. lavorando bene, giù. Sono contento, esatto, e chiaramente risentendoti, anche se non ti vedo, gli auguri, perché oggi è una bella giornata per noi padri, un bel compito che dobbiamo continuare a portare avanti nonostante tutto. Auguri per la festa del papà. Auguri a te, auguri a tutti i papà, e soprattutto io faccio anche soprattutto gli auguri a quei papà che riescono a vedere meno i figli, ma per motivi di lavoro o perché la vita li ha portati lontano. Quindi È vero. sono i papà che hanno più bisogno di essere tutelati rispetto magari a chi ha la fortuna di vederlo tutti i giorni. È vero, però quando torniamo a casa è bello vedere che si girano verso di noi, ti salutano, ciao papà, eccetera, e quindi insomma ci siamo ancora, ecco, non è ancora completamente una famiglia matriarcale, non cediamo, Gianmarco. Senti, torniamo seri e chiaramente si parla dell'intervento della Premier ieri in Senato e ieri nel tuo intervento sulle comunicazioni della Premier hai puntato l'attenzione sulla competitività in Europa e sulla difesa comune. Spiegaci questi due concetti, anche perché poi sono alla base anche della scelta della Lega a un certo punto di allinearsi giustamente con il pensiero di tutto il centrodestra. Diciamo che abbiamo messo dei puntini sulle i importantissimi anche in quello che sta portando avanti la stessa Premier. Sì, diciamo che io devo ringraziare come tutti noi Matteo Salvini, perché anche Matteo nelle ore precedenti all'intervento della Premier aveva un po' sicuramente dettato la linea di quella che sarebbero stati gli interventi della Lega, e quindi è stato, mettiamola così, un po' più semplice per noi in aula andare a dire determinate cose. Ovvio che abbiamo ringraziato la Premier perché il suo intervento è stato un intervento che ha tenuto conto delle sensibilità della Lega, sia dal punto di vista dell'economia che dal punto di vista della famosa difesa comune tanto auspicata dalla von der Leyen. Sulla questione economia, detto molto onestamente, noi non ci fidiamo molto della von der Leyen, diciamolo senza essere timidi, anche perché tutte le volte che la von der Leyen o l'Europa prima di lei parlava di aiuti alle aziende, aiuti all'economia, aiuti
all'Europa, poi ci siamo sempre ritrovate delle fregature che la metà sono abbastanza. Io in aula ho fatto pochi esempi, ma che ci ricordiamo tutti, sull'agricoltura, tema come ben sai e come ben sapete a me caro. Io tutte le volte che l'Europa ci mette le mani, io ho paura. Anche 3 giorni fa ho incontrato una delegazione di agricoltori arrabbiati neri con l'Europa, proprio per tutte quelle che sono le tematiche che l'Europa sta portando avanti. Primo tra tutti, sembrava quasi una battuta, ma una mucca, un allevamento o un agricoltore inquinano, creare armi o realizzare armi o fare la guerra invece è ideologia green. Quindi cioè questa è un po' l'idea che abbiamo, ma poi pensiamo alla direttiva Bolkestein, pensiamo a tutto quello che è stato fatto per quanto riguarda l'automotive, e potrei utilizzare tutta la trasmissione a ricordare quello che l'Europa non sta facendo per l'Europa, per le aziende europee. E questo l'abbiamo ricordato e abbiamo chiesto alla Presidente Meloni di esserci sui tavoli e di aiutare le aziende italiane ad affrontare le tematiche europee. L'altra problematica è quella appunto della difesa comune. I famosi 800 miliardi di cui si parlava, confermati dalla Presidente Meloni, secondo noi sono una bestemmia in chiesa, passatemi questo termine poco istituzionale, perché nel momento in cui si sta parlando di pace, nel momento in cui Trump e Putin si stanno parlando, nel momento in cui a livello mondiale le indicazioni sono quelle di abbassare i toni, ieri la Presidente von der Leyen ha parlato di Europa che deve prepararsi alla guerra e Europa che entro il 2030 deve essere armata fino ai denti. Ci mancava poco che avesse detto spezzeremo le reni alla Russia e poi le ha dette tutte. Quindi anche qui alla Presidente Meloni abbiamo ricordato che preferiamo che i soldi europei e degli europei vengano utilizzati per le famiglie europee, per le aziende europee, per chi non arriva a fine mese, per tutelare per esempio il nostro caso come Italia, il nostro Made in Italy. Ci sono talmente tanti argomenti per la sanità, ci sono talmente tanti argomenti che possiamo utilizzare, dove possiamo utilizzare questi soldi, che riteniamo che un nuovo esercito che non serve a nessuno, perché già abbiamo quello italiano, oppure di quello degli altri paesi, un nuovo esercito non serve a niente, serve solo alla von der Leyen per giocare ai soldatini. Eh sì, è un cortocircuito veramente, e vediamo anche cosa alcuni sondaggi la dicono chiara: la maggior parte degli italiani non vuole tutto ciò, e la Lega ancora una volta ci ha visto bene, bene e molto lontano. Io ringrazio il vicepresidente del Senato, senatore Gianmarco Centinaio, un piacerone averti ritrovato, e stanno arrivando anche messaggi che ti salutano perché ti conoscono in molti, diciamo così. Alla prossima. Grazie, ti ringrazio e vi abbraccio forte. Qui Parlamento.
Una canzone che probabilmente non conoscete, Figlio d'Italia di Piero Chiapano, cantautore che stiamo seguendo in questo periodo anche per la Christian Music. Figlio d'Italia, Piero Chiapano. Di cosa parla? Parla di Sergio Ramelli, che abbiamo ricordato proprio in questi giorni nel 50° anniversario del suo assassinio. È uscito un libro un po' di tempo fa, è uscita la nuova edizione aggiornata proprio in queste settimane di Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura. Questo è proprio il dibattito che facciamo fino alle 11:30 in compagnia del collega giornalista Giuseppe Brienza. Buongiorno Giuseppe! Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. E grazie per portarci l'ospite, appunto il curatore del libro Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura. Grazie per essere con noi. Guido Giraudo, ciao! Grazie a voi. E lascio la parola a te, Giuseppe. Grazie Sammy. Giovedì scorso abbiamo ricordato il 50° anniversario del, chiamiamolo tra virgolette, martirio politico di Sergio Ramelli, che allora nel 1975 aveva 18 anni, era iscritto al Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile della destra politica italiana, e per la sua militanza di destra, per il fatto di essere un ragazzo libero, è stato colpito a sangue freddo a Milano, appunto il 13 marzo del 1975, mentre parcheggiava il suo motorino sotto casa da un comando di signori 8 persone che a colpi di chiave inglese gli hanno praticamente distrutto il cranio, mandandolo in coma. È stato in coma 47 giorni e il 29 aprile è morto, diciamo, in ospedale. Ovviamente si tratta di un brutale agguato terroristico dovuto al fatto che in quel periodo c'era una discriminazione politica nei confronti del Movimento Sociale Italiano e dell'organizzazione giovanile che appunto abbiamo citato, il Fronte della Gioventù, e pensate che Sergio Ramelli in un tema a scuola aveva avuto il, diciamo, l'ardire di condannare le Brigate Rosse, no? E per questo l'organizzazione Avanguardia Operaia, segnando uno dei momenti più bui veramente degli anni 70, si è scagliata contro questo innocente. Ne parliamo oggi con Guido Giraudo, che è giornalista professionista. Ciao Guido. Buona serata. Ed è curatore con altri di una delle testimonianze più importanti della vicenda di questo giovane figlio d'Italia, che riprendo il titolo dell'ultimo, no, brano dedicato a Sergio Ramelli da parte di Piero Chiappano. Lo abbiamo sentito all'inizio di questo intervento. Ce ne sono ben 12 in questi 50 anni sono stati dedicati a lui. E Piero Chiappano è vincitore del Festival di Sanremo della canzone cristiana. Oltretutto Sergio Ramelli era anche un ragazzo che frequentava la sua parrocchia a Milano e dava una mano in oratorio, quindi un ragazzo anche di fede. E dicevo, Guido Giraudo ha curato questo volume, Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura, che è stato pubblicato originariamente nel 1997 e proprio per confermare che la verità ha le gambe lunghe, in poco meno di 10 anni ha avuto 10 edizioni, l'ultima del 2024 per la casa editrice Idrovolante Edizioni di Roma. Prima di rivolgergli alcune domande, lo presentiamo insomma brevemente. Anche lui è stato un dirigente nazionale di un'organizzazione giovanile del movimento sociale, si chiamava il FUAN, no? La Federazione Universitaria, ed è stato anche vice direttore del settimanale Candido, no? Quello che conosciamo tutti per Longanesi, perché c'è scritto il grandissimo Giovannino Guareschi e tanti altri. Ma soprattutto Guido, permettimi il soprattutto, è stato componente di un gruppo di musica alternativa. Dico soprattutto perché Radio Libertà sostiene con tutte le forze la musica indipendente o alternativa, vogliamo chiamarla così. Lui è stato insomma tra i fondatori, correggimi se sbaglio, degli Amici del Vento, no? Uno dei principali gruppi di musica alternativa, diciamo con il cuore a destra. E nel 1977 ha fondato con Claudio Volante e Antonio Masina un'associazione culturale che si chiama Lorien, che è proprio un archivio storico della musica alternativa
e con appunto Masina coordina il sito ufficiale sergioramelli.it, che ha tantissimi materiali sulla memoria, sulla vicenda di questo giovane di destra, Sergio Ramelli, e conserva anche tutte le canzoni che vi invito veramente ad ascoltare. La prima incisa dedicata a lui proprio l'anno dopo, nel 76, una canzone per Ramelli di Giulio Lorani, e l'ultima l'abbiamo citata, la 12ª, di Piero Chiappano. Senti Guido, tu sei stato anche autore di svariate pubblicazioni, adesso sei consulente di comunicazione per enti pubblici e importanti agenzie, sei docente di management degli eventi e di marketing innovativo. Ma adesso parliamo di Sergio. Il 29 aprile è il 50° anniversario, sarà il 50° anniversario del suo martirio politico. È cambiato qualcosa in questo anniversario? Hai visto e hai assistito a un'attenzione diversa, migliore del passato? Indubbiamente è cambiato completamente il mondo, soprattutto in quest'ultimo anno. Come sai, o come comunque posso ricordare agli ascoltatori, mentre appunto, come hai ricordato tu giustamente, per 30 anni l'unico libro esistente sull'argomento era quello che tu hai citato, Una storia che fa ancora paura, e che abbiamo ripubblicato. Invece in questi ultimi mesi ne sono usciti altri 3 e un quarto uscirà entro aprile. Il che significa, tra l'altro, per grandi editori, perché PM, Solferino, Mondadori, quindi i grandi editori hanno trovato scrittori di importanza notevole nel panorama letterario italiano che si sono occupati di Sergio Ramelli, con ottiche completamente diverse, con impostazioni differenti, ma sicuramente è stato un contributo utile. Sapete, probabilmente perché l'avete letto sui giornali in questi giorni, che lo Stato italiano, il Ministero del Made in Italy, ha, grazie a Poste Italiane, emesso un francobollo commemorativo per i 50 anni della storia di Sergio Ramelli. Probabilmente, se siete lettori attenti o seguite comunque i telegiornali, in queste settimane, proprio direi nell'ultimo mese, è un moltiplicarsi di articoli sia come recensioni dei libri, sia come discussione, a volte anche con toni non sempre apprezzabili, ma comunque attorno alla storia di Sergio Ramelli, che quindi è davvero diventata la storia di un figlio d'Italia, perché nella sua dinamica racconta un po' tutto il bene e tutto il male del nostro paese. Perché la storia di Sergio Ramelli, lo hai ricordato tu, nasce dentro una scuola, nasce dal fatto che lui ha il coraggio di esprimere idee libere e controcorrente, contro l'impostazione politicamente corretta del tempo, che voleva che le Brigate Rosse fossero sedicenti o comunque compagni che sbagliano. Quel tema viene additato dalle bande comuniste della sua scuola come capo di imputazione di idee politiche non conformi, e queste idee sono quelle che hanno cercato di sradicargli a colpi di chiavi inglesi. È simbolico il colpire sulla testa, il distruggere il cranio di una persona che pensa in maniera diversa da te. Questo monito è, temo, ancora straordinariamente attuale, perché ancora oggi si fa fatica ad accettare le idee non conformi. Certo Guido, sicuramente. Adesso, se puoi dirci in sintesi chi era Sergio Ramelli, chi erano i suoi aggressori e soprattutto qualche aspetto della vicenda giudiziaria che ha addolorato così tanto, dal funerale al dopo, e soprattutto i suoi familiari e i suoi compagni, insomma, di scuola, di amicizia, di militanza politica. Sergio Ramelli era veramente un ragazzo come tanti, un diciottenne che amava il calcio, giocava a calcio nella squadra dell'Oratorio, tifava Inter, aveva una fidanzata, aveva un motorino con cui sfrecciava in città negli anni 70, era un simbolo di libertà avere un motorino, anche se andavano più o meno alla velocità con cui vanno oggi i monopattini, però era veramente importante. Tra l'altro era un ciao, come avevo anch'io ai tempi, un simbolo anche quello di libertà.
frequentava l'Istituto Tecnico Molinari perché voleva diventare un perito chimico, era bravo a scuola, come hai citato tu, dava anche una mano in oratorio, cosa di cui tra l'altro abbiamo appreso poi anni e anni dopo attraverso una persona che lavorava in parrocchia, quindi un ragazzo veramente come tanti di quel tempo, con una sola sostanziale differenza: non accettava la violenza, l'arroganza, la prepotenza che la sinistra imponeva nella sua scuola, in città, in realtà, e in tutta la nazione. Una violenza e un'arroganza che portava a non poter studiare, che portava a un dominio poi all'interno del Molinari particolarmente pesante da parte di queste organizzazioni che miravano all'appiattimento culturale, miravano al sé politico, miravano al non studiare, sostanzialmente essere tutti promossi, cosa che a Sergio non andava, così come non andavano le occupazioni, così come non andavano gli scioperi, così come non andavano le violenze, perché altri suoi compagni di classe erano stati aggrediti, di scuola, erano stati colpiti e costretti a lasciare l'istituto. Anche lui viene aggredito, anche lui viene processato per quel tema, viene picchiato e fotografato mentre lo picchiano, viene più volte cacciato dalla scuola fino a che non è costretto, la sua famiglia è costretta a portarlo via dall'istituto. E qui vedete c'è un vulnus grave per il nostro paese, perché la scuola, che dovrebbe garantire a tutti il diritto allo studio, quegli insegnanti che dovrebbero difenderti, quel preside che dovrebbe tutelarti, si sono nascosti per paura o per complicità ideologica e hanno lasciato che tutto avvenisse. Nonostante abbia lasciato la scuola, hanno continuato a perseguitarlo. L'hanno aggredito ancora sotto casa, fino a che il 13 marzo del 75 appunto avviene l'ultima drammatica aggressione che porterà alla sua morte. Ma non contenti, quello a cui accennavi tu, hanno continuato a perseguitare la famiglia. Il fratello Luigi è stato costretto a lasciare Milano, la famiglia anche il giorno stesso del funerale e nei giorni successivi è stata bombardata di telefonate anonime, e quando non rispondevano, allora questi vigliacchi chiamavano i vicini di casa dicendo: siete amici dei Ramelli, allora ditegli che, eccetera, eccetera. Rendetevi conto che questo era il clima, questo è quello che si è consentito in quegli anni ed è veramente allucinante. Naturalmente, inutile dirlo, anche se è una cattiveria, non si fece nulla per cercare gli assassini, assolutamente nulla. Nessun magistrato, nessun inquirente ha mosso un dito in quei giorni per cercare gli assassini di Sergio. Quando poi si è scoperto, molti anni dopo, che tutti sapevano nella sinistra milanese chi era stato. E la sinistra milanese allora significava 20.000 attivisti armati, significava uomini che poi sono ministri, che sapevano bene chi aveva ucciso Sergio Ramelli, ma nessuno ovviamente ha parlato. Sono passati 10 anni, c'è stato bisogno di pentiti di prima linea che hanno accusato Avanguardia Operaia di quell'omicidio e c'è stato bisogno di un giovane magistrato, peraltro proveniente dalle file della sinistra, ma uno dei veri magistrati, di quelle persone rarissime purtroppo nel mondo della magistratura italiana, che credono nella legge e nella necessità di applicarla. E lui ha ripreso in mano il fascicolo, lui ha trovato i responsabili del servizio d'ordine di medicina di Avanguardia Operaia, e questi ormai 10 anni dopo, diventati tutti medici con famiglia, borghesi, in giacca e cravatta, anche un po' grassocci, appena arrestati naturalmente hanno tutti confessato. E questo anche fa comunque del caso Ramelli un unicum, perché è l'unico processo, uno dei pochissimi processi a cui si arriva con gli imputati reconfessi fino al terzo grado della condanna per omicidio volontario. Ecco, Guido, io direi che purtroppo anche questa vicenda dimostra come per un periodo non breve della nostra storia uccidere un fascista non è reato, non è stato reato. Gli stessi aggressori, per
12 anni sono stati a piede libero, e avere negato la giustizia e la verità alla famiglia Ramelli è significato anche che questi individui dal 75 in poi hanno continuato a girare a piede libero, partecipando ad agguati ed aggressioni. Quindi una doppia, tripla mancanza di giustizia e di verità, purtroppo a causa di una parte politicizzata o imbelle della magistratura. Assolutamente vero. Tutta quella violenza poteva essere fermata, non solo quella contro Sergio, intendiamoci, perché in quegli anni di violenza ce n'è stata tantissima da tutte le parti, perché poi violenza chiama violenza, come diceva Pisanò, sangue chiama sangue, e quindi prima interrompi queste spirali e meglio è. E invece si è lasciato fare, perché tornava comodo a qualcuno che una generazione si scontrasse, che si ammazzassero tra di loro, che creassero un clima di terrore, di panico, così che l'opinione pubblica rimanesse legata all'obbligo di votare partiti che garantivano la tranquillità, e questo ha portato solo altri lutti. Bene, grazie Guido. Io consiglio, prima di ridarti la linea, Sammy, il libro Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura, che ha la prefazione di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che al tempo del processo Ramelli è stato l'avvocato di parte, e la postfazione dell'attuale sottosegretario all'istruzione del governo Meloni, Paola Falsinetti, che è stata amica personale di Sergio. Quindi grazie Sammy e alla prossima. Ma che, sono io che vi ringrazio. Stanno scrivendo ascoltatori che hanno già questo libro in casa, ma ricordiamo è uscita la nuova edizione aggiornata di Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura. Grazie prima di tutto al curatore di questo libro, Guido Giraudo. Buon lavoro Guido. Grazie a voi. E grazie naturalmente al collega Giuseppe Brienza. A proposito di libri, ricordiamo che sabato, non questo ma il prossimo, il 29 marzo alle 17:30 al Caffè Letterario Ora Felix di Roma, in via Reggio Emilia 89, si presenta il libro a cura di Giuseppe Brienza, Le serate di San Pietroburgo oggi. Proposte, autori, idee e battaglie delle culture avverse. Quindi potrete incrociare il collega Giuseppe Brienza sabato 29 marzo alle 17:30 a Roma, Caffè Letterario Ora Felix. Grazie Giuseppe, buon lavoro anche a te. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno ai carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEUC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACEUC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACEUC2? ACEUC2
Sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa: una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È un pezzo che pompa questa AI di Gabri The Sound, è proprio quello che mi ha remixato il pompa pompa. E mamma mia, questo Sammy Varin. 11:37, è tempo di parlare di territorio. Va ora in onda Focus Lombardia. Naturalmente sempre ben collegati con i vostri messaggi al 340 6709 659. Parliamo di Regione Lombardia ed è con noi quest'oggi la consigliera regionale della Lega, Silvia Scurati. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Sammy, buongiorno agli ascoltatori. E buongiorno naturalmente a chi già ci sta scrivendo, mandando i saluti. E che cavolo, lo sapevate, avete visto la locandina in giro, eccetera. Silvia, ieri è stata approvata la tua risoluzione sul tema, la risoluzione sul tema della legalità e dei beni confiscati alla mafia. E una volta tanto, posso dirlo, è stata approvata all'unanimità. Di che cosa si tratta? Sì, è una risoluzione, preciso per correttezza, fatta in maniera totalmente bipartisan con gli altri partiti, dove anche per il gruppo Lega l'ha seguita bene il collega Riccardo Vitari. Ma è un tema sul quale poi io abito nella provincia di Milano, che è un tema molto caro, perché si tratta di fare un'analisi su tutti i beni che abbiamo confiscati appunto alla mafia e dati alla vita, ridati alla legalità, dove puntualizziamo che anche in un momento difficile per i comuni, soprattutto i più piccoli, invitiamo la Giunta a rivedere i criteri con i quali Regione da sempre finanzia i beni confiscati alla mafia, quindi aiutando anche i comuni più piccolini, quelli intorno ai 5.000 abitanti, ma anche sopra i 5.000, che altrimenti si vedrebbero tagliate le risorse in base al numero della popolazione. Ecco, noi pensiamo che debbano essere rivisti questi parametri, perché da soli i comuni non ce la fanno,
sicuramente c'è l'Agenzia Nazionale Beni Confiscati, c'è l'ANCI, abbiamo tante, e soprattutto c'è il terzo settore. Sono particolarmente contenta, sono comuni come quello di Cisigliano che superano di pochi 5.000 abitanti e con questi criteri non potrebbero accedere al 90% dei finanziamenti e hanno dei beni importantissimi anche con aiuto del terzo settore di associazioni che vanno ridate alla vita, alla collettività, essere impiegate anche per i nostri ragazzi, per le donne vittime di violenza, sono tante le destinazioni, per bambini abbandonati, ne conosciamo alcuni, insomma credo che sia un momento, ancora una volta deve fare l'apripista seguendo, e lo ricordo, il grande lavoro che anche Roberto Maroni ha fatto da Ministro degli Interni sul tema della mafia, ma anche quando era governatore di Regione Lombardia, e poi da Ministro degli Interni anche Matteo Salvini, che anche lì ha continuato il lavoro dando giro di vite appunto a chi si nutriva della malavita, ma ridando appunto alla vita questi beni confiscati. Quindi lavoro che abbiamo fatto ieri tutti insieme in Regione Lombardia. E fa piacere appunto che si trovi la quadra, l'unanimità su una risoluzione così importante. Arrivano messaggini al 340-6709-659 e dove ci portano? Ci portano sui Navigli, giustamente qualcuno ricorda l'assalto, il simpatico assalto al banchetto della Lega Giovani di lunedì sera e la Lega, i giovani della Lega si erano trovati per fare un brindisi insieme. Era San Patrizio, ragazzi miei, non si può più neanche brindare a San Patrizio. Abbiamo detto bevi una pinta, dimentica la giunta. Attenzione, sono arrivati i centri sociali gridando San Patrizio, Santa Lucia, via gli sbirri, la Lega e la polizia. Non stavano facendo assolutamente niente i giovani della Lega, semplicemente erano lì a brindare e non si può brindare avendo un pensiero diverso da quello della giunta milanese di Beppe Sala, che mi risulta anche quelli dei centri sociali non dovrebbero essere proprio dello stesso parere. Niente, sono arrivati loro, hanno cominciato a scalciare e naturalmente a minacciare, a tirare uova, eccetera, eccetera. Silvia, siamo a questo punto a Milano, Ma guarda, solidarietà ai nostri ragazzi, ma a chiunque manifesti in maniera pacifica. Guarda, l'estrema sinistra e i centri sociali hanno un concetto molto strano della democrazia. Per loro vuol dire irrompere, fare casino e chiaramente poi mettere veramente a rischio la sicurezza di chi sta pacificamente e legalmente, peraltro, occupando uno spazio pubblico, senza dare fastidio a nessuno. Siamo in democrazia, se non erro, quindi ci sta che ognuno possa esprimere liberamente il proprio dissenso verso una giunta che è disastrosa. Ricordo anche l'episodio avvenuto sabato notte in via Filzi, peraltro, vicino alla sede del Consiglio regionale, dove anche lì c'è stato un pestaggio in piena notte, un ragazzo è finito all'ospedale veramente conciato, grazie al cielo è fuori pericolo, però ormai si moltiplicano questi episodi, dove la cosa particolare è che può accadere a chiunque. Cioè manca non solo la percezione della sicurezza, ma anche la sicurezza in sé. Qua cammini per strada e può succedere che vieni scippato, come purtroppo accade soprattutto alle persone più anziane, puoi farti male, buttato per terra, puoi essere aggredito da questi ragazzotti che fanno le scorribande. E probabilmente Sala, siamo le solite, vivendo nel quadrilatero della moda, vivendo solamente le zone centrali di Milano, non si rende conto che ormai anche le zone più lontane dal centro, ma non solo, perché via Filzi è anche una zona centrale, così come i ragazzi stavano manifestando non nella periferia, insomma, dove ci sono già stati altri problemi. Questo è il tema, che chiunque in qualsiasi zona può davvero diventare vittima di chi è in giro a farsi gli affari propri, a commettere delinquenza. E io dico sempre, la cosa peggiore è anche non ammettere che ci sia un problema, perché se tu non ammetti, come fa Sala del PD, che ci sia un problema, non troverai mai delle soluzioni. Siamo qua, noi siamo ancora a monte, cioè
Sala deve ancora ammettere che il Milano abbia un grosso problema. Questa è purtroppo la sintesi di quello che accade nella città di Milano, dove appunto di giorno che passa è un Far West. Eh sì, è ora di ammetterlo, anche perché ora si è beccato la delega alla sicurezza, ha dovuto anche cambiare idea sul famoso inseguimento, prima se l'era presa coi carabinieri, adesso ha detto che è insomma effettivamente chissà mai che maturi, tra virgolette, naturalmente anche un'idea nuova di sicurezza a Milano e che magari si ragioni come si è ragionata in Stazione Centrale, ne parlavamo questa mattina con il sottosegretario Alessandro Morelli, effettivamente in Stazione Centrale a Milano le cose stanno cambiando, si è formato questo cordone gigantesco di forze di polizia intorno e effettivamente è più difficile che succeda un fattaccio, non possiamo escluderlo, però ed è una vecchia idea della Lega portata avanti proprio fin dai tempi che finalmente è arrivata a essere applicata. Chiaramente in altre zone i sindaci dicono no, mettere la camionetta dei militari e sta male, eccetera, e vediamo i risultati. A volte manca proprio la collaborazione da parte dei sindaci e non soltanto a Milano. Ma guarda, io credo che una persona per bene, se vede una divisa, una camionetta, può solamente essere felice. Questo è il presupposto. Io non ho mai sentito, anche nei comuni un po' più piccoli, senza parlare di Milano, se c'è la presenza delle forze dell'ordine, tanti cittadini, lo vedo io nel mio comune, chiedono il terzo turno agli agenti della polizia municipale, ma perché la divisa dà un senso di rassicurazione, di sicurezza, oltre ad essere veramente operativa, perché chiaramente i malintenzionati stanno più attenti e una persona si sente più serena a circolare, quindi vuol dire essere davvero più sicuro. Quindi servono e come. Sala, io non so, guarda Sammy, sono un po', magari parto prevenuta, mettiamola così, però anche hai citato tu il caso Rami, io ricordo bene, tutti ricordano bene come qualcuno non ha esitato a dare subito la colpa alle forze dell'ordine che avevano volontariamente speronato il veicolo che fuggiva da un posto di blocco. Non mi sembra che qualcuno abbia fatto il garantista all'inizio, anzi, questo è un po' il dramma di una certa parte della sinistra. Non generalizzo, ma se succede qualcosa i colpevoli sono senza dubbio le forze dell'ordine senza nessuna attenuante. Questo è sbagliato e sono contenta che il DDL sicurezza che appunto il governo ha portato avanti vada in questa direzione nel tutelare le forze dell'ordine, perché un'indagine vuol dire sospensione dello stipendio, sospensione al lavoro e dietro una divisa c'è una famiglia, c'è una persona, c'è un individuo con la propria vita. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Certo, e a proposito di DDL sicurezza, naturalmente i nostri ascoltatori invitano la politica a cercare di fare squadra, a superare magari quelli che possono essere pensieri non perfettamente allineati all'interno del centro, mica siamo tre partiti differenti, anzi quattro, non è che si può mica pensare di essere tutti perennemente d'accordo su ogni cosa, però bisogna assolutamente portarlo avanti così come mi scrivono dal Friuli Venezia Giulia, proprio ieri il Consiglio regionale in Friuli ha approvato la PDL nazionale che vieta l'uso di niqab e burqa nei luoghi pubblici. Proprio l'altra settimana proprio tu hai presentato la tua mozione sul velo qui in Regione Lombardia, che è stata approvata, ma puntini ma grosso come una casa, no, è stata approvata, i punti del deliberato erano 4, 3 sono passati, 1 no, è passato come noi l'estensione del divieto nei luoghi pubblici, chiaramente del niqab e del burqa, quindi quello che copre, per intenderci, tutto il viso o lascia solo una fessura scoperta, ma l'altro punto, con un voto segreto e qualche alleato che pubblicamente si è sfilato, lo dico senza nessuna polemica, Forza Italia non ha partecipato al voto, per estenderlo nelle scuole rivolto alle bambine minorenni. Parlo di bambine minorenni perché io credo che sia un tema di civiltà, il fatto di consentire a tutte le bambine di essere uguali alle proprie compagne di classe. Ci sono realtà, non sono inventate dalla Lega, dove le bambine già a 9 anni i genitori vorrebbero mandarle a scuola
con volto, capo e viso coperti, che è un'aberrazione, passami il termine, che tra l'altro notizie che noi sappiamo perché qualche insegnante illuminato si è preso la briga di fargli togliere questa copertura a queste povere bambine, perché altrimenti neanche lo sapremmo, però non deve essere affidato alla bontà del genitore. Noi chiediamo e chiedevamo con questo punto al governo di effettuare una normativa a spettro nazionale che potesse vietarlo. Parlo di minorenni perché poi, per l'amor del cielo, ognuno con la maggiore età fa quello che vuole, compie scelte, però penso che non si può, qua mi spiace che le femministe stanno sempre zitte, gridare sempre all'uguaglianza e dargli al patriarcato quando poi sono le prime che non si rendono conto che una bambina che si siede a un banco scolastico, che non sceglie volontariamente di coprirsi capo, volto e viso, non si senta differente dalla propria compagna di classe. A me questo fa profondamente arrabbiare, perché i bambini devono poter crescere insieme liberamente, sentirsi uguali, avere gli stessi diritti, e la scuola deve essere un punto che può aiutarci in questa battaglia di emancipazione delle donne e prima ancora delle bimbe. Però probabilmente, come dicevi prima, la sensibilità del centrodestra su questo tema non è tutto uguale, ci sta, lavoriamo bene su altri temi, però credo che si è persa un'occasione. Assolutamente, anche perché c'è un vero e proprio lavaggio del cervello che si fanno in certe famiglie islamiche verso queste povere ragazze che poi non vogliono più uscire se non hanno un niqab o un burqa, e addirittura poi c'è chi decide di chiudere la scuola, e succederà anche quest'anno a Pioltello nell'Interland di Milano per festeggiare la fine del Ramadan, anzi perché, dice Soumahoro, non ne facciamo una festa nazionale. Sì, proprio, ma no, capisci che si è persa un po' la percezione della realtà, non esiste. Io credo che l'integrazione sia, prima di tutto, integrarsi, rispettare e amare il paese dove si è scelto di vivere. Questo io lo pretendo dagli adulti, ma così come pretendo rispetto verso chi è ancora minorenne, non ha ancora la possibilità, ma anche la formazione personale per poter scegliere che religione professare, che tipologia appunto di come vestirsi. Io credo che siano delle imposizioni, e consentire questo vuol dire consentire all'Islam radicale di inserirsi, insinuarsi nel nostro tessuto sociale. Per questo che secondo me non è una battaglia politica, ma una battaglia davvero per il buonsenso e per la vera uguaglianza. Faccio questo esempio che facevo con alcuni colleghi, lo riporto in maniera molto serena, lo dico io da donna, da bambine, ci si guarda al cerchietto, i codini, come ti sei pettinata. Pensa a queste bambine con tutto il burqa che si sentiranno diverse fin da piccole, e tu dimmi come puoi pensare di insegnare a loro che possono fare tutto ciò che fanno i maschi e che siamo uguali maschi e femmine. Ma già da piccole gli viene inculcato dalla famiglia che sono inferiori agli uomini, perché devono essere coperte, perché non possono avere le stesse possibilità. È veramente, come dicevi tu, un lavaggio del cervello, e io da donna, ma soprattutto da cittadino, aborro questa concezione, perché non esiste. Non arrendiamoci ai nostri valori, alla nostra religione, e non facciamo come Famiglia Cristiana, che per festeggiare il giubileo invita i propri lettori a visitare il Qatar, che è una cosa che uno dice non ci credo. Non era Roma? Non ci credo. Guarda, tacciamo di infinite cose, ma sui giornali oggi c'è anche questo. Silvia Scurati, un grande piacere averti avuto con noi. Buon lavoro. Grazie a voi, è un piacere per me, grazie, un abbraccio Sammy, un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori, buona giornata, buona vita a tutti. Grazie Silvia Scurati. Sto per andarmene. Cosa vuoi sentire? Segui la Lega? Va bene, seguiamola. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Lo so, è che hai fretta di andare di là a mangiare, sono avanzate delle chiacchiere portate gentilmente dal nostro Vincent, perché oggi si festeggia la festa del papà e siamo un po' tutti papà, e magari senza saperlo, Francesco, fai un giro di telefonate, no, bella questa locandina che ci hanno mandato, guarda qui la nuova bandiera europea, faccela vedere France, la nuova bandiera europea è costituita da un cerchio di 12 carri armati dorati su uno sfondo blu. I carri armati rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. Bella idea, devo dire, da pubblicare assolutamente. Se mi scrivete ve la posso inoltrare facilmente. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Tra poco sarò più preciso perché oggi è mercoledì e è tutto magna, è minimo, assolutamente. Però già che ci sono, ci ho aperto il microfono. Se voi aveste un microfono aperto, cosa direste? A volte è meglio non averlo, però il bello di avercelo a portata. Allora, appuntamenti da non scordare targati Lega. C'è questo che è ormai importante e siamo veramente alle porte, la presentazione della 10ª edizione nazionale 2025 della Scuola di Formazione Politica della Lega. Roma, 22-23 marzo, Palazzo Rospigliosi, via 24 maggio 43. Tutte le informazioni non tanto per avvicinarsi alla Lega, signori, quanto per imparare a fare politica, e che vogliate entrare in politica o semplicemente che vogliate capirci qualcosa. www.scuoladiformazionepolitica.it. Da qui sono passati chiaramente gran parte degli amministratori della Lega, ma non soltanto, ho notato che frequentano questa scuola anche casalinghe che vogliono capire qualcosa di più di quello che si scrive sui giornali, di quello che dice Sammy Varin ogni giorno, Zitto, che non capisco neanche io a volte. Venerdì 21 marzo, a proposito di Lega verso il congresso, tutta un'altra sicurezza, la sfida della legalità, tutto un altro mondo. Ascoltiamo l'Italia, realizziamo le idee. Belle queste frasi. Appuntamento, in questo caso, a Napoli. Questo venerdì 21 marzo, ore 16:30, Città della Scienza, Sala Newton, via Coroglio 57. Arriva Matteo Salvini con Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara. Questo venerdì 21 marzo, ore 16:30, Città della Scienza, Sala Newton, via Coroglio 57. Appuntamenti da non scordare targati Lega che trovate facilmente anche sul sito legaonline.it. A proposito di Lega, ma soprattutto a proposito di Radio Libertà, venerdì 28 marzo, non questo quindi ma il prossimo, presentiamo il nuovo libro dello scrittore Ezio Gavazzeni, Il terrorismo armeno dietro l'attentato a Karol Wojtyla. Ne avete sentito parlare anche su queste frequenze, è stato un ospite del nostro Giulio Cainarca, Il Papa deve morire. Questo libro viene presentato proprio con Giulio Cainarca venerdì 28 marzo alle ore 17 presso lo Spazio Coop in via da Procida, Milano. Appuntamento venerdì 28 marzo, ore 17, Spazio Coop di Milano con Giulio Cainarca e lo scrittore Ezio Gavazzeni. I giovani vanno a congresso, Lombardi e Liberi, congresso della Lega Giovani Lombardia, sabato 29 marzo, ore 17, al Teatro di Suisio, in provincia di Bergamo. Proseguo con gli appuntamenti? No, vado avanti dopo, tra 10 minuti, perché c'è il terzo tempo della nostra controinformazione e tra poco sarà È tutto